non mi piace la confusione e non mi piace che Ancelotti non parli dopo questa partita. Era importantissimo far parlare Ancelotti e avere i messaggi, mandare messaggi alla squadra, che arriveranno i messaggi perché io parlerà, però non parlare per il lutto del suo amico. No, 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 non mi piace, non mi piace, non mi piace. Prendersi responsabilità, andare davanti alla stampa, spiegare certe scelte, certe cose, così non va bene, perché poi c'è gente che si fa le trasferte se si vede uno spettacolo non degno dello sforzo fatto. Va a finire che vengono penalizzati quelli che veramente amano il Napoli e fanno i sacrifici. Oggi si rischia di essere lunghi e sfilacciati anche nel discorso, perché sarebbero così tante le cose da affrontare. Ma partiamo da un presupposto. Voi ricordate la differenza tra il calcio propositivo e il calcio speculativo, no? Bene, oggi assistiamo al calcio, è un macello. Così non va bene, perché io devo capire che tipo di calcio devo vedere. Se non ci sono i giocatori adatti nei ruoli specifici, diventa difficile. Allora, se nel primo tempo abbiamo avuto le solite occasioni che non abbiamo concretizzato e quindi resta questo difetto del Napoli che può stare 2-0 e invece sta 0-0, eccetera, eccetera. Capisco che il turnover era prevedibile, magari necessario, visto che l'Europa League è il nostro obiettivo dichiarato e non lo nascondiamo, che su quello si sta puntando tutti gli sforzi mentali e di formazione, perché se vai a togliere sia Fabian che Zielinski a centrocampo diventa complicato costruire, e si è visto nel secondo tempo un imbarazzo generale. Quando c'hai tutti e due gli incontristi, Alan e Diawara, si crea poco, e poi metti tutti i trequartisti in mezzo, Younes, Insigne, Mertens, Milik, contro una squadra che sta tutta schiacciata dietro. È difficile. Come ci arrivano al tiro pulito questi? E spero che i napoletani abbiano la dignità di chiedere scusa a Insigne, che ci ha regalato un punto con un'invenzione, con il tanto bistrattato tiro a giro, che senza il quale ce ne trovavamo a casa con un'altra sconfitta. Io mi rendo conto, questa era la partita per fare minutaggio a Chiriches e Luperto, e il messaggio purtroppo è passato così, perché evidentemente che sia partito, poi magari qualcuno segnerà, e questa cosa non è questo, ma questo, cioè voglio dire, non sono troppo d'accordo con questo atteggiamento, specialmente nel momento in cui il Milan in un modo o nell'altro fa punti. Il non fallo di Piontek, insomma, è abbastanza clamoroso, e non se ne parlerà tanto, perché a subire il torto non è stato né il Napoli né la Juve né l'Inter né la Roma. E questa è una squadra che sta facendo punti su punti, il Milan, e noi vogliamo arrivare terzi dopo il Milan. Io vorrei arrivare secondo, perché se noi l'Europa League è difficile. L'Europa League succede uno scivolone di uno, prendi un gol e salta pure la maronna, come si suol dire. Quindi bisogna un attimo, perché se tu punti tutto su quella cosa lì e magari perdi terreno in campionato e arrivi terzo o quarto, e là diventa vabbè, fallimentare, tutti vogliono usare fallimentare, ma diventa deludente. Allora, secondo posto da blindare, ma con serietà. La famosa partita seria di cui Ancelotti parla. Vanno fatte le partite serie, altrimenti ti fai umiliare da gente che sinceramente non hanno niente, non possono avere più stimoli di te, capito? Cioè, sono due squadre che non hanno niente da chiedere al campionato, e la tua qualità deve uscire fuori, punto e basta. Però di nuovo ci ritroviamo di fronte alla situazione in cui la coperta non è così lunga come uno si aspettava. Se Sarri all'epoca non faceva giocare certi giocatori tutti insieme, perché nemmeno con le squadre piccole puoi togliere i cardini dalla squadra. Io voglio sottolineare che Koulibaly nel secondo tempo ci ha tolto dalle castagne, insomma, senza di lui potevamo rischiare di prenderne un altro o altri due, e noi mo andiamo a Salisburgo senza Koulibaly. E speriamo, sicuramente la partita sarà seria, sicuramente ci sarà
ci sarà impostazione di gioco, ci saranno i vari Fabian e Zielinski a cui non puoi rinunciare, non tutti e due insieme perché diventa un casino. Però sarà una partita dove dovremmo difenderci da queste folate. Un attimo solo, un attimo solo, diventa un po' preoccupante e stiamoci attenti perché se poi succede l'imprevisto, ma non dico nemmeno con Salisburgo, ma con la prossima gara, qualsiasi essa sia, tu rischi di uscire da là, in campionato hai mollato mentalmente perché ti sei concentrato, insomma, un po' come è successo l'anno scorso, tu hai mollato le competizioni europee per concentrarti sul campionato, qualcosa succede in un modo o nell'altro e non ricogli niente. Bisogna arrivare alla finale. Poi la finale te la giochi, partita secca, non si discute sulle motivazioni. Ma bisogna arrivare alla finale e bisogna mantenere il secondo posto. Questi obiettivi sono inderogabili. Non ammetto il discorso, vabbè, tanto in Champions comunque ci arrivi. No, 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 no. Serietà, concentrazione, battere squadre piccole di merda che non meritano di fare punti col Napoli e basta. Da New York Valerio Fluido è tutto, un bel po' deluso dall'atteggiamento. Il risultato va bene, va pure bene perché abbiamo fatto quel punticino che smuove un attimo visto che il Milan continua a salire, ma un po' di amaro in bocca non va bene.